coordinamento casa è un coordinamento di 4 agenzie sociali per l'abitare del Friuli Venezia Giulia, quindi Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia, che da anni collaborano insieme sul tema del disagio abitativo. Il convegno che è stato organizzato al termine del progetto FEI, denominato proprio Casa, punta a avviare un percorso di collaborazione e di costruzione di reti con il territorio, tutti gli interlocutori che si occupano di abitare, da chi si occupa dell'edilizia pubblica, agli enti locali e quindi agli alloggi sociali, ai proprietari, alle agenzie immobiliari, tutti coloro che si occupano del cittadino, del nucleo, del singolo, che hanno la necessità di individuare un alloggio adeguato e che non possono o non riescono a accedere al libero mercato. Diversi gli strumenti a cui abbiamo pensato all'interno di questo progetto, dalla guida per la gestione dell'alloggio alla carta dei servizi, ad un protocollo con l'Unione Piccoli Proprietari ed infine ad una serie di proposte da condividere con la Regione, proponendo un tavolo casa a livello regionale, un modo diverso per gestire le risorse abitative già presenti sul territorio con nuovi strumenti, nuovi stili dell'abitare, quindi non solo un alloggio, non solo un tetto, ma nuovi stili dell'abitare. Non si possono strutturare, mancano soldi. Da qui il tema, siccome restano vuoti, assegniamoli a chi in graduatoria, forse non è il primo, neanche il centesimo, 22.000 le famiglie graduatorie a Milano, 22.000. Il nostro è un paese senza affitto, se non appunto pubblico o privato a costi inaccessibili. Non abbiamo tutelato a sufficienza, devo dirlo anche se la cosa mi spiace, la proprietà. E il contratto si firma in due, l'inquilino che da noi è molto tutelato e la proprietà che da noi è troppo poco tutelata. Per questo motivo il privato negli anni ha sottratto il proprio patrimonio non riversandolo sul mercato della locazione. Su questo anche il sostegno affitti ha funzionato male perché non era condizionato ad un contributo pubblico nel momento in cui si decideva di usare il secondo canale del 431, cioè canale convenzionato, ma veniva dato in modo indifferenziato a tutti coloro che mettevano la casa in affitto quando la persona, l'inquilino accolto in quella casa non aveva reddito sufficiente. Questo meccanismo ha drogato un mercato già abbastanza, come dire, sovradimensionato e sovralimentato. Non ha aiutato invece a costruire quel settore terzo che tipicamente esiste in Europa e che dà molta mobilità alla società, che oggi più di ieri ha bisogno di trasferirsi, di spostarsi, di muoversi, perché lo sappiamo, il mondo del lavoro oggi è un mondo molto tirato, molto stressato anche dalla mobilità territoriale. Noi siamo senza questo comparto e senza questo comparto la società vive in forte contraddizione, vive molto polarizzata, vive fortemente diseguale e questo non aiuta una città e un territorio a vivere meglio. La questione dell'intervento abitativo sociale all'interno dei quartieri popolari è una cosa che si renderà necessaria nel momento in cui cercheremo di accompagnare le famiglie che oggi abitano case popolari ad uscire da quella casa perché magari non hanno più redditi per poterci restare, perché hanno più reddito di quello che la legge permette. Questo vuol dire che avremo dei quartieri popolari con grave carico sociale, situazioni di marginalità importanti e quindi un contesto che diventa un contesto difficile anche da governare. Questo secondo me va risolto con un progetto e un programma forte di intervento sociale accanto all'intervento edilizio, con un coinvolgimento forte del pubblico
e del terzo settore per poter ottenere delle misure di accompagnamento, come è accaduto nei primi anni del Novecento, a metà degli anni 50, quando grandi programmi pubblici sulla casa hanno sempre pensato e immaginato anche a programmi di intervento sociale. Trovavamo quartieri con dentro biblioteche, lavanderie comuni, asili nido. Tutto questo consentiva di avere un maggior presidio interno al quartiere, ma di scambiare con il contesto circostante. Questa cosa non è più avvenuta, abbiamo fatto case, case, case e solo case. Oggi dobbiamo ripensare che cosa vuol dire l'intervento sociale dentro a contesti edilizi segnati da un forte carico appunto sociale, e su questo penso che si possano mettere in campo interventi nuovi, sperimentali, dove far tornare la politica sociale ad essere politica territoriale. E l'altro tema, il terzo nodo, è la casa come standard, e non tanto perché si intendono case tutte uguali, quanto perché dobbiamo fare uno sforzo dal punto di vista urbanistico e amministrativo nel riconoscere che alcuni interventi, in particolare quelli che chiamo servizi residenziali, le comunità alloggi, mini appartamenti, le comunità protette, siano riconosciute anche dall'urbanistica come standard, e quindi nell'intervento privato non pesino all'interno delle superfici l'ordine di pavimento, non paghino oneri, ma diventino in qualche misura servizi a scomputo dell'onere dovuto dalla proprietà privata al pubblico, una prestazione pubblica a tutti gli effetti, con una convenzione che leghi queste case, queste unità abitative particolari, con una servitù perpetua ad uso pubblico, e chieda al servizio sociale di convenzionare queste unità, magari affidandone la gestione al terzo settore, che su questo offre competenze e specializzazioni. La questione è legata sempre al sistema delle convenienze. In questo momento la legge 431 del 98 non è sufficiente per poter attivare l'interesse del privato e far mettere in locazione appartamenti che sono fuori mercato e appunto non occupati. Su questo va fatto un ragionamento sia di tipo economico ma anche di tipo fiduciario, ristabilendo dei legami forti attraverso il sistema ad esempio delle agenzie e la loro distribuzione sul territorio, agenzie che abbiano all'interno soggetti con una reputazione forte, riconosciuta a livello locale, per cui dar la casa a queste persone per un periodo temporaneo, appunto con la locazione, sia un'operazione non disperata ma appunto accompagnata, affiancata da sufficienti garanzie. Su questo stesso tema la questione IMU andrebbe ripensata e rivista. Io sono convinto che l'IMU debba essere tolta a chi ha più di una casa se affitta queste case a canone concordato. Questo per poter ottenere un'offerta terza che si collochi tra il mercato e l'edilizia pubblica e che dia alle famiglie possibilità e disponibilità di un bene. Il voto pubblico in questo momento in città come Milano dipende anche dal fatto che gli alloggi risultano inagibili e non ci sono i soldi per ristrutturare. Per questo motivo ci serve forse un regime straordinario a livello di regolamento edilizio che ci permetta di utilizzare queste case altrimenti non utilizzabili, magari assegnandole anche a soggetti che poi abbiano finalità di assegnazione, di accoglienza di soggetti particolarmente fragili e delicati, che non potrebbero neanche partecipare alle graduatorie di assegnazione dell'edilizia pubblica. E sul tema invece di riuscire a recuperare gli appartamenti che vanno ristrutturati, si potrebbero pensare delle assegnazioni in stato di fatto, quindi dove la famiglia che entra ha la possibilità, anche attraverso supporti del microcredito, di poter intervenire, ristrutturare e avere poi uno sconto sui canoni successivi, in modo da poter avere comunque una soluzione abitativa, seppur temporanea, in cui avviare il proprio percorso abitativo. Un tema emergente rispetto alla questione della casa è il tema dei Rom e della loro convivenza all'interno delle città e delle grandi città. Io credo che oggi più che mai
parte di questi appartamenti, diciamo così, pubblici, non destinati a nessuno perché non agibili e non assegnabili, possano cominciare a diventare unità che in modo anche diffuso e disperso accolgano famiglie, in particolare quelle più giovani, che sentono meno questa tradizione forte e anche con una sua ragione, legata appunto al nomadismo, al fatto di non mettere radici, al fatto di essere comunque di passaggio all'interno delle città. Ho visto che oggi famiglie che hanno papà e mamma di 25-30 anni chiedono un'altra cosa alle nostre città, chi le amministra e chi le governa, chiedono di poter avere un lavoro, di poter avere una casa, di potersi stabilizzare, di poter mettere radici. Non penso che questo vada contro al fatto che i Rom hanno da sempre avuto una posizione nomade all'interno del nostro pianeta, penso sia un'esigenza nuova che nasce anche da alcune consapevolezze, che la soluzione del campo nelle città è una soluzione a termine che non funziona quasi mai, e quindi questi giovani hanno comunque chiesto oggi alle nostre città un altro modello e un altro tipo di inserimento. Su questo dobbiamo essere pronti anche a dare una risposta, se vogliamo che la convivenza ci sia, che non diventi sempre scontro sociale.